Buongiorno da Taglio di Po, buongiorno con una rappresentanza di grandi volontari, giovani, giovanissimi e meno giovani, perché questo mi riferisco in particolare al reparto maschile. Silvia, perché siete qua in piazza Taglio di Po e cosa state preparando? Buongiorno a tutti, bene, questa mattina siamo qui in piazza Taglio di Po per una camminata. Ecco, questa camminata è a sostegno dell'associazione LILT di Rovigo, Pro Caschetto. Diciamo che questo caschetto seguono una cura di chemioterapia e quindi per sostenere appunto questa associazione abbiamo pensato quale miglior cosa di fare una camminata, anche perché porta salute il movimento. E ringrazio anche il gruppo Avis, sia podisti che Avis, che ci sostengono sempre nelle nostre iniziative. Tra poco arriveranno anche i podisti che mi hanno chiamato e quindi loro non faranno i 4 km, ma hanno detto che faranno un po' di corse. Ecco. A fianco a me c'è Ilma, Paola e Mirko, gli altri componenti della Commissione Pari Opportunità arriveranno più tardi. Comunque noi ci auguriamo che sia una bella giornata e specialmente che la gente venga numerosa a sostenere questa bellissima iniziativa. Tra poco arriverà anche la Presidente Lilt che arriva da Rovigo, quindi la vedremo tra poco tra di noi. Ecco, ricordiamo, avete già fatto una serata per questo. Il caschetto è praticamente per evitare la perdita dei capelli, sì, che è esatto, uno dei traumi aggiuntivi a chi ha delle patologie particolari. Bravi naturalmente all'Avis, ai componenti di questa associazione e a Taglio di Po che è sempre in prima linea. Grazie a voi. E vi aspettiamo numerosi, grazie.